Trova 600 euro e li restituisce al legittimo proprietario. Protagonisti un giovane extracomunitario e un anziano. È accaduto ad Agrigento, nei pressi della posta centrale, intorno alle 22 di martedì sera. Un signore agrigentino si è recato all'ufficio centrale delle poste italiane di Piazza Vittorio Emanuele per un prelievo al banco posta. Dopo aver inserito la carta postale si è accorto che lo sportello automatico non erogava denaro. Vista la tarda ora, ha ritirato la card e si è allontanato frettolosamente. Poco dopo, intorno alle 22:10, un cittadino extracomunitario di origine senegalese si è recato in questura e ha consegnato agli agenti in servizio la somma di 600 euro poco prima trovata al banco posta. Il giovane ha dichiarato agli operatori che, recandosi al bancomat per fare un prelievo, aveva notato alcune banconote adagiate per terra. Al fine di riconsegnare la somma, dunque, aveva cercato di inseguire l'anziano signore, ritenendo che fosse colui che aveva perso il denaro. Quest'ultimo, a causa dell'oscurità della tarda ora e sentendosi chiamato da uno sconosciuto, si è allontanato di fretta. Ieri mattina poi si è recato nuovamente all'ufficio postale per lamentare il fatto che lo sportello automatico la sera precedente, pur segnando un'operazione andata a buon fine, non aveva erogato il contante. Il giovane extracomunitario, che era nei pressi della questura, riconoscendo l'uomo, lo ha subito indicato agli agenti di servizio per la restituzione dei soldi. L'agrigentino, in segno di gratitudine e riconoscenza, ha ricompensato il giovane elogiandone anche la correttezza e l'onestà.